Amici di Sportisi, ritrovati, ritorniamo qui dal Favazza di Terrasini perché si gioca quello che è l'ultimo incontro della prima fase, della fase a gironi del tabellone riservato agli allievi regionali del primo Memorial Carmelo Bongiorno, di fronte Accademia Sport Trapani e Costa Gaia Adelcam, in quello che è praticamente uno scontro sul filo. Vai pizzo! Tra due squadre che da una parte c'è una squadra che ha già il biglietto fatto per domattina e c'è invece chi cerca e spera di farcela attraverso un cammino comunque complicato. Prende il via la gara col primo pallone a disposizione della Costa Gaia del Cam, che gioca con questa maglia giallo evidenziatore in un certo senso, calzoncini neri e calzettoni bianchi. Dall'altra parte la classica tenuta della Accademia Trapani, che completa con pantaloncini bianchi e calzettoni gialli. Qui intanto palla troppo lunga, si ripartirà dal fondo. Il pallone è gestito dalle retrovie, dalla formazione della Costa Gaia, che però la perde e c'è un fallo laterale. C'è la rimessa con le mani. Poi cerca in qualche modo di allontanare la difesa in maglia gialla, che è costretta a rifugiarsi in fallo laterale. Battuta in avanti, poi ancora Accademia Trapani che attacca, c'è ancora però il pallone è spazzato via. Ricordo in queste fasi iniziali della partita la situazione che verrà definita proprio dopo il fischio finale di questo incontro, con l'attesa anche dei risultati dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, dove si sta giocando il girone A, anche in questo caso girone in conclusione. Dopodiché tireremo le somme e scopriremo quali sono le 4 squadre che si affronteranno domattina qui al Favazza di Terrasini per la fase finale. Aprirà le danze la squadra vincitrice del girone A contro la seconda del girone B, a seguire la prima del girone B contro la seconda del girone A, e a seguire ancora finale terzo e quarto posto e finalissima. Si parte alle 9 per 4 ore di grande calcio a livello giovanile, anche per chiudere in bellezza questa prima edizione del Memorial, dedicato a uno dei più alti esponenti, uno dei più importanti esponenti del calcio palermitano e non solo, che ci ha lasciato 2 anni fa. Tanto calcio d'angolo per la Costa Gaia Adelcam, con la palla che rimane lì in qualche modo in 2 tempi. L'intervento di Bevilacqua. Già ieri con la premiazione, con la fase finale del torneo riservato ai giovanissimi, tanto spettacolo, tanti gol, anche tanti ragazzi che si sono messi in luce. Chiaramente per loro si tratta di un appuntamento che fa da intermezzo alla lunga stagione dei campionati regionali, è anche un modo per divertirsi. Sicuramente il fatto di giocare con quasi 20 gradi a dicembre aiuta i ragazzi anche a giocare meglio.
su 3 campi come il Santo Canale di Tommaso Natale, il Giovanni Aloisio di Misilmeri e il Favazza di Terrasini. Sicuramente 3 belle strutture dove giocare a calcio. Vedremo domani come andranno le cose, quale sarà la squadra che alzerà al cielo la coppa, ma intanto rientriamo in cronaca. 4,5 nel primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, ancora nulla da segnalare sul piano delle occasioni. Adesso Costagaia che batterà un calcio di punizione con Pizzitola. Anzi, l'occasione non sfruttata da Foscari. Ora occhio al calcio d'angolo la calcio di punizione di Pizzitola. La palla sfiorata di testa da Ala. Rimessa laterale affidata a Paradiso, al capitano. Colpo di testa a mettere fuori, poi palla che però rimane nell'area dell'Accademia, che adesso cerca di uscire con Oddo. Avanza Oddo inseguito da Saullo, sempre il numero 4 che mantiene il possesso palla. Tocco in avanti all'indirizzo di Gambina, fermato da Piazza. Sale Ederi a battere la rimessa con le mani. Colpo di testa da parte di Provenzano, poi interviene ancora Pizzitola, c'è il colpo di testa da parte di Ederi. Prova ad avanzare ora Oddo, c'è il break sul lato sinistro del numero 4 che riesce anche ad entrare in area, sempre Oddo viene fermato dall'intervento in calcio d'angolo di Pizzolato. Primo tiro dalla bandierina, anzi no, rinviato al fondo, sembrava calcio d'angolo, almeno così dava l'impressione di assegnare l'arbitro. Invece si riparte dal fondo, si riparte con Pizzolato che porta sul pallone per il Costagaia del Cam. Tocco per Saullo fermato dall'intervento di Voltaggio che può avanzare, scambio con Gambina, poi ricomincia da dietro, ricomincia da Oddo. La squadra trapanese che porta su palla con l'avanzata di Sparacino. Tocco largo a sinistra con la giocata tentata da Amoroso, palla messa fuori. Insiste però Ederi che subisce il fallo e c'è un interessante calcio di punizione adesso per l'Accademia Trapani. I primi 7 minuti che se ne sono andati. Sono in 5 dell'Accademia in area di rigore, quasi tutto rintanato indietro. Invece l'11 in maglia gialla, fatta eccezione per Foscari. La battuta della punizione allontanata da Paradiso, poi il colpo di testa da parte di Grimaudo, però recupera palla Costagaia con questo rinvio proprio all'indirizzo di Foscari anticipato. Voltaggio, palla allargata sulla sinistra con l'intervento però da parte di Provenzano e poi palla allontanata dalle parti di Picone. Bene qui Ederi in disimpegno, cercato Gambina che non riesce a intervenire, poi Costagaia che torna in possesso con Vivona, poi si lotta a ridosso della linea laterale, guadagna un fallo laterale Provenzano per i suoi. Proprio il numero 17 che si incarica della battuta, dove c'è però Amoroso. Recupera palla l'Accademia allora. Rizzo si gira a Sparacino, cerca il movimento in profondità di Gambina, il quale stava per mettere il piede, poi ha visto l'arrivo di Ignoto e ha ritratto indietro il piede proprio per evitare contatti. Riparte dalle retrovie la Costagaia del Cam con la palla giocata in avanti. Poi c'è l'ottima chiusura, solo per un attimo però di Oddo, può avanzare
ala. C'è però ancora il numero 9 che lotta. Provenzano. Poi l'alleggerimento di Pizzitola al suo portiere ignoto. Poi ancora Provenzano. Lancio lungo linea. Non controllato però. Sfera che si perde oltre la linea laterale. Col tentativo di controllo da parte di Piazza. Rimessa per Ederi per l'Accademia. Colpo di testa di Provenzano. Poi in qualche modo allontana Pizzitola sui piedi di ala che riesce a far viaggiare i compagni, in particolare Masucci. Cerca di entrare in area, l'entrata fallosa e il cartellino giallo. Cartellino giallo per Picone, che ha fermato in qualche modo ala, quale ha rischiato di così andare al gol. Calcio di punizione, sul pallone c'è Vivona con il destro. C'è anche una possibilità di tiro col mancino per Pizzolato. Un destro e un sinistro per provare a battere Bevilacqua, che ne mette 4 in barriera. Fischia l'arbitro, parte Pizzolato col sinistro, palla che si perde abbondantemente fuori. 11 minuti, ci avviciniamo alla boa di metà primo tempo. Dal fondo gioca corto Bevilacqua, tocco per Picone. Ederi, palla in profondità a cercare la corsa di Gambina, anticipato dall'intervento di Pizzitola, che però non riesce a farlo uscire. Deve entrare in scivolata per fermare nuovamente Gambina, e palla che rimane in campo con la Costa Cagliadelcam che prova ad uscire ma c'è l'errore. Allora Oddo, Voltaggio, danza sul pallone il 10 che poi si appoggia su Di Vita. Ora Picone, Ederi, si è venuto incontro Oddo che ha sbagliato il tocco, poi ha commesso fallo. Oddo che è venuto incontro per consentire proprio a Ederi di salire e di attaccare lo spazio. Questo però l'errore e il conseguente fallo da parte del numero 4 dell'Accademia Trapani. La battuta lunga, Picone di testa, per la palla che viene messa giù, tentativo di corsa che però viene bloccato da parte di Rizzo. Masucci prova a passare, viene fermato. La palla spazzata via da Di Vita, cerca di prenderla in qualche modo Sparacino, che però viene fermato. Colpo di testa poi con l'Accademia che cerca la giocata con Voltaggio. Segna fallo laterale il numero 10, poi colpo di testa di Pizzolato, prova ad uscire con ala la Costa Cagliadelcam. Di Vita viene affrontato e fermato. La rimessa già battuta con la palla recuperata dalla Costa Cagliadelcam, che avanza con Piazza, sbaglia il tocco, allora a buon gioco l'Accademia che prova ad uscire con Gambina. Anticipo secco da parte di Pizzitola, fallo laterale proprio davanti alla panchina occupata da mister Burgarella. Ederi, Di Vita, centralmente Voltaggio, Piccone,
battuta lunga del 6, colpo di testa di Provenzano, ancora dove c'è Picone con altra chance per giocarla. Questa volta va rasoterra da Gambina, che può avanzare. Gambina evita un avversario, si trattava di Piazza, poi si scontra con Amoroso, palla persa in maniera banale dall'Accademia Trapani. C'è cambio rimessa, poi errore di Provenzano. Squadre che stanno giocando a ritmi molto blandi. Qui sbaglia la giocata Gambina su Amoroso, la palla si perde fuori, sta per scadere il quarto d'ora del primo tempo. Invio corto da fondo di Ignoto, pizzolato lungo col sinistro, di Vita in anticipo. Voltaggio, passa centralmente, non aggancia Sparacino che poi va a pressare. Pizzolato è bravo a uscire, poi altra palla persa dalla Costagaia, tiene pallone in campo. Voltaggio, Oddo sente il richiamo da parte di Amoroso che aggancia in posizione regolare. Amoroso atteso da Provenzano, Ederi nel pallone, poi va al cross, cerca la rovesciata senza successo, poi il tiro quasi svirgolato da parte di Voltaggio, perde di precisione, si perde sopra la traversa e dunque chance che sfuma. Pizzitola, colpo di testa di Piazza al contrasto con Ederi, ancora Piazza che prova a difenderla, arriva a dare una mano Amoroso, poi rimessa Costagaia con Piazza che cerca di batterla subito in avanti per Ala, che cerca di allungare la falcata contro Di Vita. Ala davanti a Bevilacqua che è uscito bene. Di Vita, può avanzare Sparacino che poi va al lancio per provare a premiare la corsa di Amoroso. Amoroso arriva prima di Provenzano che lo affronta, un'ottima scelta di tempo, ha rischiato qualcosa con quel contrasto ma è riuscito a strappare il pallone al suo avversario, il numero 17 della Costagaia del Cam. Intanto Bevilacqua, una battuta non perfetta, infatti recupera palla Vivona, può avanzare Lotto che va alla battuta col destro, respinge addirittura Di Vita, ancora sui piedi di Vivona che cerca Ala, lo trova, poi si sposta la palla sul destro e calcia Foscari per un gol bellissimo, gol che sblocca la partita in favore della Costagaia del Cam. Un gran tiro ben piazzato sul quale Bevilacqua non poteva arrivare, sblocca la partita. La squadra in maglia gialla che adesso dà forma e sostanza alle sue speranze di andare in semifinale. Accademia un po' sulle gambe, va detto. Ma il risultato che si sblocca, e Picone che può avanzare, colpo di testa di Provenzano, ancora Picone, anticipato però Foscari, poi può avanzare Ala in velocità, prova a bruciare tutti sullo scatto, ancora Ala che si presenta al tu per tu con Bevilacqua, la piazza col sinistro, Ala! E 2-0, fulmineo della Costagaia Adelcam. Attenzione perché nel giro di 2 minuti si è stappata la partita e l'hanno stappata coloro i quali hanno più bisogno di segnare, più bisogno di far punti. 2-0 per la squadra di Pirrone che a 6 dall'intervallo di metà gara forse inizia ad intravedere un po' di discesa, ma la strada è ancora molto lunga almeno
31 minuti, tanto manca al 50esimo. Noi il problema è essere primo o secondo. Noi siamo già in secondo. Già non ci siamo. Dov'è il primo o secondo? Qui intanto alla recupera un altro pallone, scatenato il 9. Adesso ci crede il Costa Gaia. Lo scarico indietro, Vivona, conclusione, che si perde fuori. Sicuramente le motivazioni nel calcio fanno tutta la differenza del mondo, dai piccoli amici ai professionisti alla Serie A, ma di sicuro Costa Gaia del Camp ci sta provando, ci sta credendo e sta meritando di tenere quantomeno aperte le speranze fino alla fine. Intanto ancora possesso palla dei gialli con la giocata di Masucci, fermato, voltaggio all'intervento di Vivona, poi fallo del 10 in maglia bianco-blu, punizione Costa Gaia, che una volta trovato il gol del vantaggio si è sciolta nel senso positivo del termine, visto che era molto contratta, molto tesa la squadra guidata da Pirrone. Invece si è sciolta come neve al sole l'Accademia Trapani, forse sazia di quanto raccolto nei primi 100 minuti di questa fase a girone. Occhio allora, perché forse Pirrone ci vuol provare. Palla che arriva in mezzo con Masucci, anzi con Foscari, che viene fermato senza fallo. L'avanzata di Amoroso, fermato fallosamente. Ok Andrea. Ciao Filippo. Intanto attenzione all'avanzata ancora di Ala. Picone questa volta riesce ad intervenire in anticipo, poi Bevilacqua non bene con i piedi. Avanzata di Vivona, ancora una volta sbilanciato, si continua a giocare perché c'è Foscari che prova a liberarsi, ancora Foscari, quella palla che diventa buona per il tiro di Masucci, fuori. Altro tentativo, altra possibilità. Con un 2-0 che attualmente premia la squadra in maglia gialla. Accademia scomparsa dal campo già da 6-7 minuti. Adesso ci prova a venire fuori con Rizzo. Lo scarico poi su Oddo. Voltaggio sventaglia sul secondo palo. L'anticipo di Provenzano sul tentativo di Gambina. Poi ancora si lotta al limite dell'area. Sparacino se la porta sul sinistro, ribattuto. Scendi! Pizzitola. Ala, la palla è sulla corsa di Piazza che si può involare, lo chiude Picone in calcio d'angolo. Mentre sono in arrivo gli ultimi 2 minuti del primo tempo e Masucci può andare alla battuta del tiro dalla bandierina. Palla che spiove sul secondo palo. Bevilacqua a vuoto, lo aiuta Di Vita, angolo dall'altra parte. C'è l'angolo, la palla che spiove ancora una volta fuori. Prova ad intervenire Pizzolato, poi la palla che diventa buona per Paradiso. Paradiso col cross, facile per Bevilacqua.
Pizzolato la mette fuori, palla che arriva in tribuna. Arriva pian piano la palla per Grimaudo, che può rimettere in gioco Pizzo per Oddo. Cercato ancora una volta ma non trovato Amoroso. C'è Ederi ad alimentare l'azione, controlla in qualche modo, lo affronta Piazza senza commettere fallo. Allora può ripartire il 7 del Costagaglia, fermato in scivolata da Oddo. Sta per scadere il 25esimo. Vedremo quale sarà l'intenzione dell'arbitro in ottica recupero. C'è la battuta del fallo laterale verso palla che passa dai due centrali. L'arbitro pone fine al primo tempo 2-0 con sta cagliata. Il Cam con gol di Foscari, raddoppio di Ala, superiori sul piano dell'intensità delle palle gol i ragazzi di Pirrone. Intanto restiamo in diretta qui da Terrasini. A breve il secondo tempo dell'ultima gara della fase a gironi delle Memorial Carmelo Bongiorno.
Direttore di gara che richiama all'ordine le due squadre per il secondo tempo qui dal Favazza di Terrasini. Si chiude la fase a gironi del tabellone riservato alle formazioni allievi regionali del Memorial Carmelo Bongiorno, con i secondi 25 minuti che partono in questo istante. Con il primo pallone giocato dalla Costa Caia del Cam, che come vedete è in vantaggio per 2-0 sull'Accademia Sport Trapani, risultato maturato grazie al gran gol di Foscari la conclusione dalla distanza, che ha trovato impreparato, comunque ha punito Bevilacqua. Un paio di minuti dopo Ala con il raddoppio e con il gol del 2-0 che per il momento fissa il risultato. Partita che ovviamente interessa da vicino anche alla Renzolo Piccolo Terrasini, perché un'eventuale vittoria ancora più rotonda del Costa Gaia consentirebbe alla Renzolo Piccolo di rientrare prepotentemente in corsa per le semifinali, che ricordo ancora una volta si giocheranno domani a partire dalle 9, con gli incroci tra prime e seconde dei due gironi, e poi la doppia finale, prima, terzo e quarto posto, poi la finalissima che assegnerà il secondo trofeo di questa prima edizione del Memorial Carmelo Bongiorno, dopo il trionfo di ieri del Palermo nel torneo riservato ai giovanissimi regionali. Vittoria mai in discussione per i ragazzi allenati da mister Emanuele Chiappara. Tanto calcio di punizione per il Costa Gaia del Cam. Siamo ben lontani dalla porta, che nel secondo tempo è difesa da Castelli per l'Accademia Trapani. C'è comunque la volontà di provare la battuta con il destro, arriva docile dalle parti di Castelli questo tentativo di Genco. Battuta lunga da parte di Grimaudo, il controllo da parte di Dumitrache, che è appena entrato in campo nel secondo tempo. Pizzitola, passaggio intercettato e palla in fallo laterale. Spazio in questo secondo tempo anche percorso con la maglia numero 11, oggetto di Genco, maglia numero 10 invece per lui. Pizzitola prova a passare al centro, poi la palla giocata in avanti da Vivona, che poi prova ad inseguire la sfera. Deve uscire tutta! Intanto Oddo prova a palleggiare, poi Amoroso, ancora Oddo, affrontato da Vivona, sempre Oddo, vince un rimpallo, c'è il tocco per Tipa che viene fermato e rimessa in zona d'attacco, una specie di corner con le mani per l'Accademia. Lo scambio che prova a favorire Ederi, alla fine il rimpallo invece premia Pizzitola. Ci sarà il rinvio per Loduca, che ha preso
il posto di Ignoto. C'è il giallo intanto per Ederi. Probabilmente per qualche parola di troppo spesa in partita. Intanto può avanzare Genco per il Costa Gaia. Vivona dietro per Dumitrache, poi lo scarico di corso ancora per Vivona, l'arbitro fischia contro il numero 8. Questo Vivona è proprio da... Voltaggio decide di andare in avanti. Gambina prova a difendere palla, viene fermato. Allora c'è la ripartenza con Saullo. C'è il tocco di Masucci ancora per il suo numero 18. Si sgancia in posizione regolare Foscari. Foscari punta, prova a sterzare ancora Foscari, sinistro, ribattuto. Poi arriva sul pallone, almeno ci prova Saullo, viene fermato. Vivona sulla seconda palla, rimontato. E alla fine rimpallo su Saullo, palla che si perde oltre la linea di fondo. Trascorsi i primi 6 minuti della ripresa. Il direttore di gara che dà il via libera al cambio per il Costa Gaia, del cambio con l'uscita di Masucci, l'ingresso di Salamone, maglia numero 3 per lui. Picone, la palla per vie centrali su Oddo. Ancora Picone. Voltaggio. Oddo. Torna dal numero 10 che può girarsi a spazio. Palla che arriva dalle parti di Vita. Poi Gambina fermato. Fallo laterale proprio davanti alla panchina della squadra in maglia gialla. Voltaggio. Controllo in mezzo a due, poi prova a passare centralmente ma sbaglia Grimaudo. Per Costa Gaia che ha ancora una chance per ripartire, lo fa con Foscari fermato. Genco, poi pressato, pizzolato, non riesce a liberarsi della palla, anzi la perde. Poi vince un paio di contrasti, ancora si lotta lì in mezzo. Accademia che torna a palleggiare con Oddo. Scocchiaiata verso l'area di rigore, intercettata da Dumitrache, poi in qualche modo Saullo con l'intervento falloso e il calcio di punizione. E che a questa punizione fischio dell'arbitro, la battuta di Oddo sul secondo palo non arriva nel gol né tantomeno l'intervento di Vita al secondo palo. Occasione che sfuma per l'Accademia Trapani quando sta per scadere anche il 9° minuto del secondo tempo. Pizzitola, palla per Corso. Corso passa dal centro, arriva Voltaggio che poi non riesce a proseguire nella giocata. C'è forse un fallo ai danni di Corso, si gioca per il vantaggio. L'avanzata da parte di Paradiso che si allunga il pallone, ma prima aveva subito il fallo di Oddo e calcio di punizione per il Costa Gaia del Cam, con la fuga da parte di Paradiso.
Occhio a questo calcio di punizione, vediamo come verrà battuto. C'è il tentativo verso la porta da parte di Pizzitola, ben lontano dai pali. Voltaggio, lancio lungo alla ricerca di Tipa, riesce a girarsi contro il tentativo da parte di Dumitrak che mette in calcio in fallo laterale. Ancora Accademia che cerca di costruire con Voltaggio, la palla che passa dalle retrovie con Oddo. Gambina qui, passaggio un po' pigro, riesce Di Vita a recuperare il pallone, si butta nello spazio il numero 5, poi la giocata sulla destra tentata da Tipa che viene fermato, allontana, riesce anche a ricostruire, almeno ci prova con Salamone il Costagaia, poi trattenuta, abbastanza evidente. Calcio di punizione, fallo di scaduto. Ci sono dei cambi, esce Amoroso ed esce anche Rizzo dell'Accademia Trapani. Escono anche Foscari e Vivona con gli ingressi di Abate e Brucia, mentre nell'Accademia Trapani è entrato adesso è il momento di Brucia con la maglia gialla. Ricomincia dalle retrovie la squadra in maglia gialla che ha 12 minuti e mezzo più recupero per gestire questo vantaggio. L'avanzata da parte di Paradiso, il tocco laterale, poi subentra nell'azione Carpitella, un altro dei nuovi entrati, così come Alessandro Culcasi, maglia numero 16 per lui. Intanto il lancio troppo lungo da parte di Piccone per il suo compagno con la maglia numero 14. Intanto attenzione alla palla sulla destra, mette in calcio d'angolo Paradiso. Partita che non ha subito grossi scossoni in questo secondo tempo, dopo la fase decisamente favorevole al Costagaia che ha trovato i 2 gol nella parte finale del primo tempo. Per il resto poco da segnalare. Occhio al calcio d'angolo, colpo di testa a prolungare, poi c'è Brucia che riesce a liberare, poi l'intervento falloso ai danni di Oddo. Calcio di punizione. E c'è questo calcio di punizione per Tipa. Quattro in barriera per Loduca. C'è il fischio. Parte Tipa a giro, letteralmente in braccio al portiere del Costagaia. Genco
Palla per Pizzolato, ancora il numero 10 che tocca per invece entrare su Dumitrav. Ancora Genco, prova ad uscire, palla al piede, poi va al lancio. Pallone controllato da Salamone che può spingere sulla sinistra, lo accompagna Paradiso, va da solo Salamone, poi si ricomincia proprio da Paradiso che appoggia Genco. La sponda di Corso, poi abbatte ancora Corso, fermato senza commettere fallo. E allora Oddo può andare con la rasoiata verso Kulcasi, fermato col fallo. Arriva anche il cartellino. Cartellino rosso. Cartellino rosso per Pizzolato. Hai vinto! Ora hanno fatto 18 palle da un manco un salto. Era già finito. No, ammonito. Rosso diretto, estratto direttamente il cartellino rosso, il numero 6, per il numero 6 del Costagaia. Proteste ora della squadra di Perrone che a differenza dei suoi giocatori non ha fatto una piega. Manco giallo. Ah, un giallo, che tu che detto? C'è un giallo, ma c'è un giallo. Uno solo. Ma può giocare? La prima che deve saltare, la semifinale che deve saltare. Dai, titolare, per. In ogni caso calcio di punizione, Costagaia del cambio in 10 uomini. C'è la battuta direttamente fuori da parte di Carpitella. Dunque sfuma questa occasione, vedremo ovviamente come si evolveranno questi ultimi 8 minuti più recupero. Nel contempo ricordo sempre che c'è Lorenzo Piccolo che è lì che attende il risultato per capire se domani dovrà rilasciare gli scarpini e proseguire nella sua corsa. In alternativa poco o nulla da fare per la squadra che tra altre cose ha giocato nel suo campo, quello del Favazza, campo tornato a disposizione a uso e consumo del calcio giocato, terreno in erba sintetica e anche rimessa a posto degli spalti. Qui attenzione a Salamone che va in avanscoperta, la palla messa al centro, l'uscita di Castelli e prova subito a spingere dall'altra parte l'Accademia che però perde palla. Ora Oddo riesce a dribblare un avversario, si trattava di Genco. Oddo prova ad andare sulla fondo, interviene Pizzitola, palla in fallo laterale. Dicevo del terreno di gioco del Favazza, che ora è letteralmente una struttura come poche ce ne sono comunque nei dintorni. Intanto la palla messa fuori. Qui c'è la bella giocata da parte di Tipa che si libera, si proietta verso l'avversaria, per la palla in profondità per Kulcasi che non può arrivare, anzi per Carpitella. C'è cambio ora per l'Accademia con l'ingresso in campo di Nicolò Bevilacqua, maglia 19 per lui. C'è l'uscita di Gambina che non è riuscito a incidere. Da parte del portiere Loduca, poi si lotta dove c'è Ederi, ancora Accademia che spinge, la palla al limite ancora per Carpitella che ci prova dalla distanza, intervento in bagher
pallavolistico da parte di Lo Duca. C'è comunque fallo laterale per l'Accademia, che continua a spingere. Pallone proposto in mezzo, Tipa prova ad arrivare, Genco lo anticipa. Poi attenzione a questo break per vie centrali da parte di Carpitella. Capisce tutto ed esce con i tempi giusti Lo Duca, che non ha fretta. Palla lunga, non riesce a controllare Abate, poi subentra Corso nell'azione. Pizzitola, cambio gioco su Salamone che prova a farla scorrere sull'attacco di Scaduto. Ancora la giocata di Salamone che entra in area. Salamone sterza, viene fermato dall'intervento di Di Vita, che esce in ama scoperta, palla al piede. Carpitella ancora su Di Vita, poi spalla alla porta la giocata di Bevilacqua, la chiusura da parte di Corso. La giocata per vie centrali da parte di Oddo, che è diventato capitano. C'è il tocco sulla sinistra, serie di finte, poi il tentativo che si perde fuori e calcio d'angolo. Dalla bandierina Tipa vediamo come chiude questa partita l'Accademia, che sicuramente non ha fatto quasi nulla per riprendere la gara. Vediamo questo finale, con qui la sforbiciata ancora di Carpitella, palla fuori, ultimi 3 minuti in arrivo, poi solo recupero per scoprire quali saranno le squadre che torneranno qui domattina per le semifinali. Ricordo, questa 4 giorni di calcio giovanile dedicate alla memoria di Carmelo Buongiorno, che domani volgeranno al termine dopo l'incoronazione del Palermo come campione nella categoria giovanissimi. Qui intanto palla lunga di Corso, non può arrivare Brucio, c'è l'uscita da parte di Castelli, che rimette subito in gioco il pallone e consente ai suoi di avanzare. E poi il contrasto, Genco. Genco è intervenuto, l'arbitro non ha fischiato fallo, ha fischiato perché c'è il giocatore dell'Accademia per terra. Problema alla spalla destra per lui. Cerchiamo anche di capire quali sono le condizioni. Direttore di gara che invita i giocatori a non accerchiare il numero 14 dell'Accademia, che adesso riceve le cure dello staff medico, della panchina della formazione trapanese. Viene rialzato piano piano. Stanno con tutti i cambi. Ma è la caduta. Qui anche il bel gesto di Genco che va a sincerarsi alle condizioni del suo avversario. Caduto male sulla spalla destra il giocatore a disposizione di mister Burgarella, accompagnato a bordo campo. Direttore di gara che assegna
La rimessa. 3 minuti da giocare, 3 minuti per scoprire chi accederà dal girone A, anzi al girone B, alla fase finale. 10 contro 10 in questo momento, perché ricordo che c'è stata l'espulsione di Pizzolato. Occhio a questa palla sulla destra con Culcasi che mette in mezzo il salvataggio di Loduca. 3 volte la parata di Loduca, 3 miracoli in serie, ma bisogna dire che al netto dei paratoni del portiere del Costa Gaia, sicuramente sui 2 tap-in potevano fare molto meglio gli attaccanti dell'Accademia, anche se comunque è stato molto bravo Matteo Loduca, che adesso riceve il pallone, lo rimette in gioco, termina il primo dei 3 minuti, ancora 2 minuti per stabilire la classifica di questo girone. Qui recupera palla Ederi, poi Oddo, salta un avversario, ancora Oddo, può avanzare, nessuno che lo accompagna, allora va da solo il 4 che viene però facilmente fermato. Pizzitola, fermato ancora da Oddo che recupera palla, uno degli ultimi a mollare, il numero 4, poi Tipa, serie di finte, il tocco centrale, area di rigore per il tentativo da parte di Bevilacqua, fermato. E Costa Gaia che torna in possesso palla, se n'è andato metà del recupero, avanza Corso, tocco largo per Dumitra che può avanzare Corso si complica un po' la vita, poi riesce a tenere il pallone, tocco indietro per Pizzitola, non accelera, qui cerca di attaccare senza successo Tipa, attenzione alla fuga di Salamone, contrastato da Di Vita, mentre il giocatore dell'Accademia ha preso la via della panchina, non ce la fa a proseguire. Tutto questo quando mancano una ventina di secondi alla fine, e chiude in attacco l'Accademia con Culcasi, Carpitella fermato. Siamo ormai agli istanti finali della partita, con pallone allontanato dal numero 5 di Vita dell'Accademia. Culcasi fermato, poi Paradiso mette fuori e l'arbitro invece mette fine alla partita. Si chiude il girone B degli allievi per il Memorial Carmelo Bongiorno. Si chiude con la vittoria del Costa Gaia del Cam sull'Accademia Trapani per 2-0. Ricordo il gol del vantaggio firmato da Foscari, Ala per il 2-0. Tanto basta questo risultato alle due squadre per tornare domani nelle semifinali che si giocheranno domani a partire dalle ore 9, sempre qui da Terrasini e sempre sul canale YouTube di Sportisi. L'appuntamento a domattina, grazie per averci seguito, alla prossima.